Oggi voglio parlarti del sorriso perfetto, il tuo. Oggigiorno abbiamo a disposizione tantissimi strumenti che ci permettono di ottenere un sorriso perfetto e le faccette sono spesso una di queste soluzioni. Ma non dobbiamo pensare che le faccette sono uno strumento diretto, quindi sì, ci sono dei casi in cui ho la possibilità di mettere come questa lente a contatto che va a migliorare la forma e il colore dei miei denti, ma spesso, anzi quasi nella stragrande maggioranza dei casi, c'è bisogno anche di abbinarli a qualcos'altro, quindi ci sono altri due elementi fondamentali da considerare. Uno è il colore dei denti. Con le faccette posso arrivare ad avere un colore in stile hollywoodiano, ma ho bisogno di preparare la base, perché le faccette appunto sono una lente a contatto, sono molto sottili e quindi tendono a far vedere in trasparenza quello che è il mio colore originale, quindi c'è bisogno di prepararle con uno sbiancamento, quindi andare a migliorare già il mio colore di base. Altra cosa molto importante da tenere in considerazione è anche la necessità di piccoli spostamenti, quindi di non essere così impaziente, ma abbinarli ad un trattamento di ortodonzia invisibile, quindi con degli allineatori trasparenti, possiamo andare a gestire meglio gli spazi, possiamo gestire dei piccoli disallineamenti che ci permettono di ottenere un risultato estremamente migliore. Ma durante la nostra prima visita andiamo ad analizzare nel dettaglio la differenza del risultato con e senza una preparazione iniziale. Quindi andando ad allineare posso avere questo risultato, non allineando, quindi non spostando i denti, posso avere un altro risultato e questo te lo farò vedere grazie agli strumenti che ci permettono di analizzarlo nel dettaglio. Se sei interessato a questo mix di tecnologie o hai dei dubbi, scrivimelo nei commenti.